facciamo un bel applauso. Buonasera, buonasera amici, buonasera. Ma che vi faccio da parte, altrimenti voi fotografi si arrabbiano, vogliono fare le foto a queste bellissime ragazze che questa sera in occasione dell'Imena Festival partecipano a questa importantissima selezione valida per la 79esima edizione di Miss Italia. Mentre i nostri amici, vedo Mario, vedo Dino, impegnatissimi a fare le foto, ma io rimanderei le ragazze, prego, potete accomodarvi per qualche minuto, giusto perché io volevo salutare come si deve questo bellissimo pubblico qui nella Marchessa, uno scenario straordinario. Fate un applauso a tutto quello che abbiamo intorno perché è davvero bellissimo. Grazie ovviamente agli amici della Prologo che anche quest'anno ci hanno voluto qui insieme a voi. L'anno scorso abbiamo fatto una prima edizione di Miss Limena, è andata bene e quindi quest'anno siamo ancora qui con voi. Questa sera invece delle belle ragazze che si contenderanno il titolo di Miss Limena insieme ovviamente a Miss Rocchetta Bellezza per la seconda classificata, Miss Loves Nature per la terza, poi avremo la quarta classificata e la quinta Miss Interflora. La giuria è prontissima per andare a vedere le nostre ragazze perché ricordiamo che le prime 5 classificate accederanno di diritto alle finali regionali di Miss Italia, quindi un appuntamento per loro sicuramente importantissimo. Iniziamo a conoscere queste ragazze? Direi proprio di sì. Allora, cominciamo dalla numero 1.
E grazie, facciamo un bel applauso a tutte le nostre concorrenti perché sono veramente molto carine, molto brave, affrontano questa passerella con molta facilità, questo grazie a alcune di loro hanno già fatto delle selezioni, quindi le selezioni sicuramente aiutano ad avere una preparazione migliore quando poi si affronta una passerella così importante. Quest'anno Miss Italia ha creato un claim bellissimo, uno slogan bellissimo: Miss Italia fa la differenza, e in fondo è proprio così, perché insomma vediamo quante attrici, conduttrici di programmi televisivi in questo momento che stanno un po' invadendo pacificamente, in maniera benevola, quelle che sono le tante emittenti televisive nazionali, sono nate proprio in questo concorso, ed è il bello di Miss Italia in realtà. 79 anni di esperienza, iniziato ovviamente con il grande Enzo Mirigliani, e questa avventura la sta portando avanti in maniera esemplare Patrizia Mirigliani, alla quale rivolgerei un bel applauso, perché credo che veramente questa donna segue con tanta tenacia non solo il concorso, ma con tanto amore e tanta dedizione soprattutto le ragazze che vi partecipano. Vi posso garantire che molto spesso Patrizia Mirigliani chiama gli organizzatori sul territorio, chiede come stanno andando, come sono le ragazze, come si trovano le ragazze. È bellissimo questo, questa è veramente la cosa bella, e anche in questo Miss Italia fa la differenza. Le ragazze questa sera, quindi le prime 5, andranno alle finali regionali, quindi per loro uno scalino è già superato. La giuria l'ha vista in questa prima uscita con l'abito, dove ha dato un voto indicativo per sé, non ha nessun tipo di valore ai fini del punteggio. Adesso invece le ragazze escono in body, e qui davvero il voto da 1 a 5 diventa determinante, perché la somma dei voti andrà a poi determinare la classifica della serata. In questo caso io mi metto in un angolino, così saranno molto contenti i video operatori, i fotografi, così non mi si vede, io sto nell'angolino in castigo e sarò io a presentare le ragazze una ad una. Quindi iniziamo a questo punto, amici, voi giurati, penne e schede giuria alla mano, e voi pubblico pronti con le mani per gli applausi. Iniziamo ovviamente dalla concorrente numero 1.
anche a lei e ha chiuso questo gruppo straordinario davvero di ragazze. Facciamo un bel applauso per tutte loro, perché io credo che davvero lo meritano. Adesso vedo che la giuria si sta già riunendo, raccogliendo tutte le schede, ovviamente penne, schede, tutto per poi iniziare quelli che sono i conteggi. Allora, io ho detto che tra i partner di Miss Italia abbiamo Rocchetta, l'acqua della salute e della bellezza, l'acqua di Miss Italia. Poi abbiamo Equilibra, questa serie di prodotti straordinari, integratori, davvero per il nostro benessere, che potete tutti assolutamente, rigorosamente naturali, che potete trovare anche nella grande distribuzione con un rapporto, diciamolo, qualità-prezzo davvero eccezionale. Poi abbiamo Interflora, il servizio che da Interflora a tutti voi, la possibilità di inviare un omaggio floreale in tutte le parti d'Italia e del mondo. Poi abbiamo Loves Nature, questa nuova linea di trucchi per signora, tutti rigorosamente naturali, che nascono dalla grandissima esperienza e dalla grandissima qualità che offre Equilibra. È nato questa nuova azienda, quindi informatevi, lo dico ai signori che si truccano quotidianamente, che dovete usare dei prodotti naturali che vi garantiscono davvero il meglio per voi, informatevi sulle qualità di Loves Nature. E poi abbiamo Miluna che offre quella bellissima corona che viene posta sul capo della vincitrice di Miss Italia, che stasera ci fa compagnia svolazzante, una corona svolazzante, però Miluna la conosciamo tutti per i bellissimi gioielli che propone, e io le vorrei ancora tutte sul palco. Prego ragazze, le rivediamo tutte insieme sul palco perché arriva il momento della premiazione. Vai! Adesso passiamo alla musica. Passiamo alla musica perché io vorrei innanzitutto iniziare facendo due ringraziamenti a due amiche che sono già finaliste regionali e questa sera ci sono venute a trovare perché insomma a noi piace questo spirito anche di voglia di stare insieme alle loro amiche. Vorrei un bel applauso per Alessandra, la concorrente numero 2, fai un passo avanti, e Sofia, la concorrente numero 23. Loro sono già delle finaliste regionali, ci sono venute a trovare questa sera e noi siamo molto felici di questo. Ragazze, in bocca al lupo. Sono venute a controllare anche la concorrenza un po', dite la verità. Andiamo a vedere, vediamo come si muovono le altre selezioni. Bene, allora io invito i signori che dovranno premiare, tra l'altro hanno anche fatto parte della giuria, sono già state consegnate le fasce, di cominciare ad avvicinarsi qui con la loro fascia, in modo che stiamo sul palco, vicino al palco, cioè. Allora noi per abitudine facciamo una diretta su Facebook nel momento delle premiazioni. Eh sì, mi hanno detto proprio di sì, mi hanno detto che siamo in diretta, quindi saluto tutti gli amici che ci stanno seguendo sulla pagina Facebook di Miss Italia Veneto. Facciamo un bel applauso da Libena, siamo qui nella Marchessa, un'area straordinaria, se non l'avete visitata venitela a vedere perché ne vale sicuramente la pena, e siamo pronti per andare ad eleggere Miss Limena. Quindi le prime 5 classificate accederanno direttamente alle finali regionali. Iniziamo a premiare la quinta e con me la signora Tiziana Tandoi. Prego signora Tiziana se può salire sul palco, grazie. Insieme a lei però vorrei anche l'amico Stefano Tonazzo. Iniziamo con la quinta classificata, Miss Interflora. Pronta la fascia, signori? Va alla concorrente numero 9, Elena Cenci di Feltre. Molto bene. A questo punto chiamiamo sul palco per premiare la quarta classificata Massimo Rossetto.
Massimo si prepari con la fascia per la quarta classificata, anche lei ammessa alle finali regionali Veneto di Miss Italia. Lei è la concorrente numero 5, Linda Brusco di Lasi, provincia di Verona. Torna al centro per la terza classificata Miss Loves Network, con noi Luciano Santona, che è consigliere regionale. Buonasera, buonasera anche a lei, se vuole dare un saluto. Buonasera a tutti, complimenti, buona serata a tutti quanti e un buco al lupo alle ragazze anche per il prossimo futuro. Grazie. Pronti per la terza classificata Miss Loves Network. E la concorrente numero 15, Pamela Grotto di Schio, Vicenza. Ed ora con noi il vice sindaco Cristina Turetta. C'è la signora Cristina, eccola qui che arriva. Buonasera anche a lei. Buonasera, grazie per essere stata con noi. Un saluto anche da parte sua e sicuramente gradito. Buonasera a tutti, io volevo ringraziare innanzitutto la Proloco per questa magnifica serata e a voi ragazze vi voglio dire seguite sempre il vostro sogno. Un grande in bocca al lupo a tutte quante, d'ora e per sempre. Grazie, poi lo diciamo, ovviamente abbiamo altre selezioni e c'è un'altra in particolare tra pochi giorni, quindi non finisce assolutamente qui. Questa è una tappa del vostro percorso di avvicinamento, quindi assolutamente sempre e comunque sorridenti. Ma andiamo a premiare la seconda classificata Miss Rocchetta Bellezza. Lei è la concorrente numero 16, Isabella Gila di Pieve di Soligo. Dov'è Isabella? È lei! A questo punto io sul palco vorrei Giuseppe Costa, il sindaco, e ancora una volta con noi Massimo Rossetto, il presidente della Proloco. Signor sindaco, arriva con la fascia di Miss Limena e chi meglio di lei potrebbe assegnare questa fascia? Grazie innanzitutto della vostra preziosissima collaborazione per aver deciso insieme alla Proloco di riportare anche quest'anno questa selezione di Miss Italia. No, sono io che vi ringrazio a nome di tutta la comunità di Limena per essere qui per la seconda volta. Per noi è un onore ospitare una manifestazione così importante e visto che siete arrivati alla 79esima edizione, vi aspettiamo per l'80esima edizione qui a Limena. Grazie, sarà sicuramente un grande piacere. Poi a noi piace tantissimo valorizzare delle città così belle, perché ci sono dei gioielli in tante regioni e Miss Italia secondo noi può avere anche questa valenza di promuovere il territorio. Credo sia una cosa importante e promuovere belle iniziative come quelle che organizzano tante Proloco, quindi complimenti. Ma adesso noi chiacchieriamo, ma queste ragazze stanno aspettando. State voi al centro, state voi al centro. Io come al solito mi metto in un angolino perché le protagoniste sono da sempre loro e quindi io andrei a chiamare la prima classificata che si aggiudica il titolo di Miss Limena e la concorrente numero, guardatele tutte, 20, Giulia Fortin. Ancora più forte lo vorrei ancora una volta per tutte le ragazze che sono state le grandi protagoniste di questa serata: Cristina, Maia, Anna, Radmila, Linda, Nicole, Alessia, Serena, Elena, Nicola ancora, Chiara, Valentina, Elvira, Maria e poi ancora su questo palco sono state protagoniste Pamela, Isabella ancora, Noemi, Elena, Giulia, Egle, Alessandra e Sofia. Per
però questa sera la giuria ha deciso che loro sono le 5 ragazze che dovevano passare, superare l'ostacolo delle selezioni e arrivare alle finali regionali di Miss Italia in Veneto. Ma ovviamente per tutte voi ragazze Miss Italia non è assolutamente finita, ma continua, perché avremo un altro prossimo importante appuntamento. Intanto noi ringraziamo ancora una volta tutte voi, complimenti, in bocca al lupo, grazie a tutti gli amici che ci stanno seguendo ormai su queste dirette Facebook, a noi fa davvero molto piacere. Fate una cosa ragazzi, salutate gli amici, lì davanti c'è la Tiziana, salutate coloro che sono, anche voi dietro, coloro che sono a casa. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima e intanto vi salutiamo qui da Limena. Grazie da Michele, arrivederci alla prossima, ciao! Sono Miss Italia Limena e Miss Italia fa la differenza!